Inno nazionale cantato dal tenore Simone Liconti e sorvolo dello stadio di Paderno da parte di un monoposto hanno aperto il 25° meeting internazionale di Ponzano Veneto e 28° Memorial Giovanni Maria Idda. Il 2015 segna il 50° compleanno per l'Atletica Ponzano, società medaglia di bronzo per meriti sportivi, che oggi opera a 360 gradi ma che tradizionalmente si è sempre orientata al mezzo fondo. Ed anche il meeting internazionale di quest'anno ha regalato grande spettacolo a partire dai 1500. Fra gli uomini Matthew Kiptanui si è migliorato sino a 3:37,91, ma alle sue spalle c'è da segnalare il 3:38,59 di Mohamed Abdikader Sheikh Ali, miglior tempo italiano dell'anno con un progresso di quasi un secondo sul primato personale datato 2014. Fra le donne, Eleonora Berlanda delle Fiamme Oro taglia il traguardo in 4:25,47. Sono contenta, ho fatto il mio personale stagionale da sola, quindi è di buon auspicio per i prossimi campionati italiani che si terranno a Torino a fine di luglio. E in questo campo sarà quasi 20 anni che vengo, parlavo con gli organizzatori, quindi è quasi un'abitudine e sono sempre felice di ritornare. Nei 3000 siepi, Jamel Chatbi della Riccardi non ha rivali e torna a Ponzano Veneto chiudendo in 8:31,43. Nei 5000 fra le donne successo di Silvia La Barbera della Forestale in 16:18,85, mentre fra gli uomini l'algerino Rabah Aboud stacca tutti nel finale chiudendo in 14:07,40. Per lui anche la medaglia d'oro del premio Giovanni Maria Idda. Malheureusement, le lièvre n'a pas passé bien en 3000 mètres, mais ça va, c'est mon première compétition pour préparer, faire le minima pour qualifier le championnat du monde prochain à Pékin. Inch'Allah, je reviens ici pour participer une autre fois parce que j'aime bien cette pays, il est bien organisé, cette meeting. E je veux remercier tutti gli organizzatori che organizzano questo meeting. Nel getto del peso, circondato da atleti veneti, ecco Daniele Secci che trova il miglior lancio a 18,15. 18,15 in queste condizioni va più che bene. Sulla tua stagione cosa ci racconti? Vi racconto che i miei ex compagni sono molto simpatici, molto professionali. E niente, è iniziata benissimo col 19,56 a Padova e proseguirà bene a Torino sicuramente, ai campionati italiani. Oltre ai lanci, nomi di spicco anche nei salti, con Giorgio Piantella che nell'asta ha vita facile superando l'asticella a 5,20. Ho fatto di buoni salti di riscaldamento, dei buoni salti inizio gara, ho fatto la misura 5,20, poi mi sono portato a provare la misura 5,35 che è comunque una misura importante. Adesso ci saranno i campionati italiani dove spero di andare decisamente meglio, anche perché ci sono degli avversari interessanti da affrontare, quindi devo arrivare nel meglio delle mie condizioni per fare un bel risultato. Nel giro di pista Giulia Chessa della Bruniera Friuli Intagli stoppa il cronometro a 57,41. Per lei, oltre agli italiani, molti gli obiettivi in programma quest'anno. Abbiamo degli obiettivi come squadra, come Atletica Bruniera per le staffette 4x100 e 4x4, sempre per gli assoluti, e quindi speriamo di fare bene. E l'obiettivo sarebbe il record regionale del Friuli Venezia Giulia in entrambi i casi. È stato un bel meeting, ovviamente speravo di fare qualcosa di meglio, di migliorare quantomeno il personale o lo stagionale. Purtroppo non è venuto, quindi speriamo nella prossima gara. Fra i maschi è l'aeronautica a mettere in bella mostra Francesco Cappellin, che si conferma sugli ottimi tempi stagionali. È sempre una bella gara, è una bella manifestazione qui a Ponzano, mi aspettavo ci fosse anche il croato come descrizione, però comunque le persone che ci sono, il tifo e l'ambiente ti crea sempre un bel incitamento, una bella voglia. Con una 7,66 è un tempo più o meno della stagione, nella media, spero essere nel prossimo incontro lì a Lignano di migliorare, ma intanto continuiamo così, felici di quello che stiamo facendo. A Ponzano Veneto non si festeggia però il 50° compleanno della società di atletica soltanto con il meeting. Il settore giovanile continua a sfornare atleti promettenti e questo probabilmente è il miglior modo per celebrare un servizio sportivo longevo e di qualità. Fra i giovani, nelle gare di apertura si è fatto vedere Lorenzo Botter, cadetto emergente. Questa stagione sta veramente andando benissimo. Già nell'invernale ho avuto il titolo regionale di cross e adesso provo a vincere i regionali anche nei 2000 o nelle 1200 siepi.
perché ho fatto il minimo sia nei 2000, 1200 epi, anche oggi ho ottenuto il minimo per gli italiani anche nei 1000 metri. I nostri atleti che li abbiamo fatti vedere qua davanti al pubblico, abbiamo il campione regionale sui 1000, abbiamo Bottar, dopo c'è Campeol che ha migliorato la sua prestazione sui 600 e abbiamo un centro di avviamento dello sport appunto qui nel nostro paese, è un bacino che raccoglie utenze da tutta quanta la zona limitrofe, perché partiamo da Giavera, Nervesa, Villorba, c'è anche. Un merito anche alla serietà e alle competenze e alla tradizione che ha questa società, che riesce a convogliare questa attività che noi riteniamo una delle cose più importanti a livello sportivo del comune di Ponzano. E per il grande compleanno e per il prossimo meeting internazionale ciò che ci vorrebbe sarebbe una nuova pista. Ormai la manutenzione è necessaria, cercheremo di impegnarci con i fondi a disposizione. È anche vero, e questo ne do merito alla società, che non ha mai chiesto tanto in 50 anni di attività, per cui credo sia veramente ora anche di restituire qualcosa a tutto il prestigio che ha dato al comune. Tornando alle altre gare in programma, nei 100 piani uomini ecco Lorenzo Rade dell'Aristide Coin che chiude in 10,85, mentre fra le donne Ilenia Draisci dell'Esercito taglia il traguardo in 11,66. Ancora della Coin Mestre è la miglior misura nel lungo con il ventenne Riccardo Pagan, per lui un ottimo 7,30. Oggi sicuramente un'esperienza positiva, ho fatto 7,30, una misura per me di grande valore, anche perché da quest'anno da gennaio mi alleno da solo, cioè mi scrivo io i programmi, mi guardo io, faccio tutto solo da solo, quindi è doppia soddisfazione per me aver ottenuto questo risultato e qui in questo bellissimo meeting di Ponzano. Sono in cerca di un allenatore, anzi lo dico proprio in camera, ho bisogno di un allenatore, però così è andata molto meglio di tanti altri anni e questo è per me motivo di grande orgoglio e sono molto contento.